Con la loro folta chioma per decenni, questi platani, simbolo della città, hanno fatto ombra fra Piazza Grande e Piazza Vittoria, in pieno centro a Oderzo. Vi sono fotografie di fine Ottocento che li mostrano già belli cresciuti lungo l'argine del Monticano. Inizialmente i platani erano 7, ma 3, malati da tempo, erano stati abbattuti nel 2018 per ordine dell'amministrazione, anche per i problemi alla sicurezza che ne sarebbero potuti derivare. Avevano preso il cancro clorato, una malattia molto seria che si cerca di debellare in tutto il territorio nazionale. Oggi a preoccupare gli opitergini è che altre 2 piante vengano abbattute. Se hanno il cancro sicuramente è necessario farlo, appunto, come dicevamo, con le cautele del caso, per non diffondere questa malattia dei platani. Purtroppo c'è da temere, perché sappiamo che è contagioso e quindi può essere, visto che erano malati gli altri, che siano malati anche questi. A distanza di 2 anni, questi 2 platani stanno dando segni evidenti di sofferenza nonostante le cure mirate. Il rischio che i 2 platani si possano essere ammalati è elevato, ma non è detto che sia cancro. Prima dovranno essere fatti degli esami mirati. Quindi adesso dobbiamo rifare il prelevamento dei campioni e rimandarli a Verona e verificare, sperando che non si tratti ancora di cancro. La speranza è che le 2 piante secolari non abbiano contratto la malattia per rimanere a far parte della città da oltre un secolo.